Adesso andiamo a vedere il bivacco qua davanti. Attenzione ragazzi, bivacco tour alla Omero e Niccolò Balini. Dio santissimo. Vai qua. Cominciamo da dentro. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Questo è il famoso bivacco alla fine del 52 Gallerie del Pasubio. Figata Mike, la moca del caffè. Qua è lo stesso aggeggio che aveva l'accompagnatore amico di Omero per far caldo. Scaletta per andare di sopra. Veramente carino. E ho Mike che è andato in avanscoperta su nel piano superiore. E poi ci sono altri due letti ragazzoli. Cioè 2, 4 e altri 2, 6 posti letto ragazzi. Che top. Ecco ragazzi, comunque abbiamo deciso di approfittare di questo bel bivacchino per fare pausa pranzo, perché sono le 2:30 e non abbiamo ancora pranzato, quindi approfittiamo di questo bel tavolino comodo per mangiare qualcosa. Sì, il panino. Ragazzi, chiudiamo tutto, li mettiamo come abbiamo trovato. Ragazzi, avete visto il bivacco dentro, mi è mancato solo da inquadrare la parte dei letti superiori, però se nel caso vorrete venire vi lascerò il piacere del dubbio. Adesso ragazzi, con la calma di uno zen ridiscendiamo attraverso le strade degli eroi. Culata. E niente, un po' alle volte la torniamo verso l'auto.